tu ti metti qui vicino al detenuto Va bene, non stringiamo. hai fatto capito che Però già il polmone. Non ne passano poi la storia di quel nessuno per nessuno perché Senti! Alza bandiera! Onore ai caduti! Thank you.
Schieramento a posto. Schieramento attenti. Preghiera dei caduti. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e della violenza che ancora insanguinano le mani degli uomini. I caduti sul campo dell'onore e della gloria, insieme con tutti i caduti che l'odio dissemina nel mondo. Non più in nome degli ideali nobili che fanno grandi i popoli e portano la pace, ma dei meschini interessi e dei non ben chiari ideali di una religione, dimenticando che Dio non ha e non è di nessuna religione. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Custodisci tu, o Signore, la loro vita, che è ormai nel grembo della tua eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra e dall'odio. Preghiamo. Custodisci tu, o Signore, i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore più forte della morte. Preghiamo. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta nel mondo. Preghiamo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano insieme, senza confini di popoli, alleanze e religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Preghiamo. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli morti nelle tante guerre, ma caduti nelle tue grandi braccia. Dov'è la pace vera per la quale essi hanno lottato? Aiutaci a non dimenticare mai il loro sacrificio e il loro esempio, e ti supplichiamo di riversare questa pace per la quale si sono immolati sull'umanità intera. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Bene, buongiorno a tutti e soprattutto grazie ai ragazzi delle scuole elementari Pascoli, delle scuole medie Doria, del liceo Amaldi. Grazie ai professori, ai dirigenti scolastici perché hanno accettato il nostro invito e con la loro presenza questa manifestazione, questa commemorazione diventa estremamente significativa. Saluto tutte le autorità civili, militari, tutte le associazioni d'arma e la loro presenza è altrettanto significativa. E noi abbiamo voluto anticipare, perché la festa è appunto domani, 4 novembre, abbiamo voluto anticipare questa commemorazione proprio oggi perché volevamo la presenza dei ragazzi e poi i ragazzi leggeranno delle loro riflessioni, delle loro testimonianze e quindi li ascolteremo con estrema attenzione. Io prima di lasciare la parola all'ingegner Melone e poi appunto ai ragazzi volevo fare una considerazione. Il 4 novembre appunto è la festa dell'unità nazionale, la festa delle forze armate e soprattutto in questa occasione noi ricordiamo tutti i caduti delle guerre e ricordiamo il loro sacrificio e il loro sacrificio è stato vitale per la nostra Repubblica, per la nostra democrazia
e se oggi siamo qui in libertà è grazie soprattutto a quei ragazzi, a quei milioni di ragazzi che hanno sacrificato la loro vita. Il 4 novembre nasce dalla vittoria della guerra del 15-18, ma non dobbiamo mai dimenticare che quella vittoria si basa sul sacrificio di 600.000 ragazzi, e se l'unità nazionale, territoriale è stata conquistata con quella guerra, è stata conquistata appunto dal sacrificio di quei 600.000 ragazzi che hanno perso la vita allora. Ed è giusto fare memoria, è giusto fare storia ed è giusto ricordare, e oggi deve essere la giornata appunto del ricordo e del ringraziamento nei confronti di quei ragazzi, di quei giovani morti in guerra, la guerra del 15-18, ma poi appunto la seconda guerra mondiale, i caduti per la libertà della resistenza. Ecco, noi siamo riconoscenti nei confronti di quelle persone. E permettetemi oggi di ricordare un nostro concittadino. Sono 10 anni che è mancato, morto durante il suo dovere, il suo servizio in Afghanistan. Mi riferisco al maresciallo capo Daniele Paladini. Sono 10 anni ed è giusto che la nostra città lo ricordi sempre. Lo abbiamo ricordato l'altro giorno al cimitero, come facciamo ogni anno, gli rendiamo omaggio, e lo voglio fare qui oggi di fronte a voi, a nome di tutta la città, ricordare il nostro concittadino maresciallo capo Daniele Paladini. E voglio ricordarlo e salutare la moglie che è qui presente e i familiari, perché Daniele quella mattina era in servizio e dovevano inaugurare un ponte importante per quel territorio, e l'attentatore si è avvicinato e i militari italiani avevano capito che quella persona era un attentatore. Lo hanno fermato perché sennò il bilancio delle vittime sarebbe stato ancora più pesante. Però Daniele ha perso la vita, l'ha persa perché quello era il suo compito, il suo dovere, però era molto giovane, era un ragazzo di 35 anni. E grazie al suo sacrificio appunto ha salvato delle altre vite, però in quell'occasione 9 civili hanno perso la vita. Di quei 9 civili 6 erano bambini. E allora oggi, che ricordiamo tutte le vittime delle guerre, dobbiamo ricordare anche i tanti civili che hanno perso la loro vita, e io credo che sia un dovere da parte nostra inchinarci di fronte a tutti i ragazzi, tutti quei militari che hanno perso la loro vita e a tutti quei civili che hanno subito la violenza e le violenze della guerra. È proprio in una giornata come questa che noi dobbiamo lavorare e pensare che dobbiamo lavorare per la pace. Questo è il nostro dovere e lo dobbiamo fare appunto ogni giorno. E la presenza dei ragazzi qui questa mattina è un messaggio di pace, un messaggio di speranza. Avrebbe avuto poco senso, come abbiamo fatto per molto tempo, ritrovarci tra di noi, tra le persone che hanno una certa età, ma il fatto di significare la presenza dei ragazzi questa mattina in questa commemorazione davvero è un fatto per noi e per me estremamente importante. Grazie della vostra presenza e lascio la parola all'ingegner Melone. A nome delle associazioni d'arma e combattentistiche e dei partigiani presenti nella nostra città, porgo un deferente saluto alle autorità religiose, civili e militari, alle associazioni di volontariato e a tutti i presenti, soprattutto ai ragazzi, ai loro professori, a quei ragazzi che stanno frequentando proprio qui davanti
la scuola che ho frequentato anch'io e ne sono orgoglioso. Anche quest'anno, celebrando la festa delle Forze Armate dell'Unità d'Italia, riproponiamo il tema della Prima Guerra Mondiale, anche per un sempre doveroso omaggio davanti a questo monumento alla schiera di coloro che generosamente compirono l'estremo sacrificio. Ci soffermeremo brevemente su quanto avvenne proprio 100 anni fa, in quel 1917, inizio di un cambiamento radicale in Italia, in Europa e nel mondo intero. L'Italia, come si sa, entrò nel conflitto 8 mesi dopo che era già stato iniziato in Europa e in quei mesi si confrontavano pacifisti e interventisti adducendo ciascuno le loro proprie ragioni. Ebbero la meglio gli interventisti, si disse, per la riunificazione delle terre ridente di Trento e Trieste, rappresentante il coronamento del Risorgimento, contro un'Austria che in caso di vittoria della Triplice Alleanza, di cui l'Italia pure aveva fatto parte con la Germania, ci avrebbe forse aiutato a riprendersi Nizza e Savoia, ma non Trieste. Qualcuno ha invece sostenuto che fosse il tentativo di fare quell'unificazione politica e morale del Paese intorno alla monarchia che non si era riusciti a fare in più di 50 anni dalla proclamazione del Regno d'Italia. Ma ci volle nell'ottobre 1917 la disfatta di Caporetto per conoscere il nuovo volto della nazione. In pochi giorni la metà dell'esercito combattente, circa 700.000 uomini, furono uccisi, 13.000, feriti, 30.000, catturati, 300.000, dispersi e sbandati, 350.000, con la perdita di enormi quantità di armi e materiale e l'abbandono di quasi la metà del Veneto, con i suoi disperati abitanti, 400.000 dei quali profughi, in balia del nemico invasore. Anche gli alleati inglesi e francesi si trovavano in una situazione militare critica, a causa dell'armistizio con la Germania trattato dalla ormai ex alleata Russia a seguito della rivoluzione dei Soviet, che un giornalista socialista, John Reed, testimone e partecipe di quell'evento, definì i 10 giorni che sconvolsero il mondo. Inglesi, francesi e americani, preoccupati per l'eventuale crollo dell'Italia, in un convegno peschiero con i vertici militari, offrirono il loro aiuto, proponendo di arretrare il fronte fino al fiume Mincio, abbandonando tutto il Veneto. Ferma fu la decisione degli italiani. Sia l'aiuto, ma la nuova linea di difesa doveva essere o sul tagliamento o possibilmente non arrivassero a Venezia e Milano, dove l'inizio della sconfitta, l'apporto di forze nuove, la nomina di un nuovo comandante supremo furono gli elementi principali dello spirito di rivincita che si impossessò dell'esercito italiano. Il generale Gaetano Giardino, comandante dell'armata del Monte Grappa, insieme al Piave, uno dei luoghi simboli della riscossa, dichiarò che si trattava di un'inaspettata metamorfosi eroica. E inviterei i ragazzi del liceo Amaldi a venire qui per leggere le loro considerazioni e riflessioni. Nazario Sauro scrisse per i suoi figli. Per chi non lo conoscesse, Nazario Sauro fu un comandante della Marina Militare, era di origini istriane e quindi, come tutti sappiamo, all'epoca non faceva parte dell'Italia. Nonostante ciò, essendo i suoi genitori erano di origini romane, soprattutto da sua madre gli fu insegnato il patriottismo. Infatti, iniziata la Prima Guerra Mondiale, disertò e si recò in Italia, dove si arruolò nella Marina e compì solo nel primo anno 49 missioni. Successivamente, nel 1916, fu catturato e condannato a morte, venne impiccato a Pola nel 1916 e scrisse questa lettera d'addio per i suoi figli.
Caro Nino, tu forse comprendi, o altrimenti comprenderai, tra qualche anno qual era il mio dovere italiano. Diedi a te, a Libero, ad Anita, a Italo e a Albania nomi di libertà, ma non solo sulla carta. Questi nomi avevano bisogno del suggello ed il mio giuramento l'ho mantenuto. Io muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buonissimi figli del loro amato padre, ma vi viene in aiuto la patria, che è plurale di padre. E su questa patria giura, o Nino, e farai giurare ai tuoi fratelli, quando avranno l'età per ben comprendere, che sarete sempre, ovunque, prima di tutto italiani. I miei baci e la mia benedizione, papà. Questa lettera secondo me è molto importante, tutti noi dovremmo ricordarci, soprattutto attualmente che siamo sempre italiani, quindi ricordare appunto come facciamo oggi i caduti e essere diciamo più patriottici, è una cosa che secondo me soprattutto ultimamente manca al nostro paese, diciamo. Da 70 anni l'Italia e buona parte dell'Occidente non conoscono guerre sul proprio territorio, anche se più volte la guerra ci ha sfiorato, come il sibilo sinistro di una granata che esplode poco lontano. 70 anni non sono neanche 3 generazioni. Poco più di 3 generazioni ci separano dalla Prima Guerra Mondiale. Questo vuol dire che tutti noi, che siamo giovani adesso, abbiamo bisnonni, prozii, parenti che hanno combattuto nella Grande Guerra e quasi ogni famiglia conta dei caduti. Eppure il ricordo di quegli eventi appare lontano e sfocato, come se non ci riguardasse. Il benessere, il consumismo, la stessa natura umana incline all'oblio ci rendono immemori e quindi ingrati. Bisogna coltivare maggiormente la memoria. Noi giovani non conosciamo la guerra, e neppure i nostri padri. Siamo fortunati, si dice spesso, ma non è giusto. Nessuno può considerarsi fortunato se il fulmine che lo ha mancato si è abbattuto sul suo fratello, sul suo familiare, sul suo amico. Siamo dei privilegiati, perché finora siamo vissuti in un angolo tranquillo del tempo e dello spazio, e quindi siamo in debito. Siamo in debito verso tutti coloro che, al fronte o dietro le linee, hanno combattuto, hanno sofferto, sono caduti. Siamo in debito verso le madri, le spose, i figli che non li hanno visti ritornare. Il nostro è il debito che tutti i privilegiati hanno verso chi ha sofferto e soffre. Possiamo onorare questo debito con la memoria e con l'impegno per un mondo migliore. La scuola deve coltivare la memoria. Noi non vogliamo dimenticare. Se dimenticassimo tutto sarebbe invano. Se dimenticassimo recideremmo le nostre radici. Noi abbiamo bisogno di valori e di esempi. Quegli uomini e quei ragazzi nelle loro logore divise grigio-verdi davanti alla morte non sono fuggiti. Per noi, che a volte fuggiamo di fronte a piccole difficoltà, siano esempio di coraggio. Quegli uomini si sono aiutati a vicenda nell'inferno. Per noi che troppo spesso badiamo solo ai nostri piccoli interessi nel paradiso artificiale del consumismo, siano esempio di solidarietà. Alcuni di loro hanno amato la guerra. Dio li perdoni per questo. Molti si sono sacrificati per un ideale. Erano animi nobili e generosi. La maggioranza ha combattuto una guerra che non avrebbe voluto, ma l'ha fatto con dignità ed eroismo. Sia per noi esempio di dedizione e dovere. Solidarietà, coraggio, senso del dovere, ideali. C'è bisogno della guerra per vedere emergere dalla violenza la parte migliore dell'uomo? La Prima Guerra Mondiale non fu veramente voluta da nessuno degli stati che vi furono coinvolti, eppure era nell'aria. Ad un certo punto il gioco di mosse contro mosse politico-militari sfuggì di mano alle cancellerie e, una volta avviato, nessuno poté più fermare l'ingranaggio infernale. Equilibri politici, interessi economici, orgoglio nazionale e personale, ideologie, leggerezze, mosse avventate, tutto contribuì all'incendio per cui bastò una scintilla. Chiunque sente che tutte queste parole, questi concetti potrebbero essere usati per descrivere la situazione attuale. Noi non vogliamo dover combattere ancora con le armi in guerre di potenza o di equilibrio. Noi vogliamo combattere con la cultura per un mondo migliore, come quello che si aspettavano coloro che ritornarono dalle trincee. Siamo la classe seconda C della scuola media Doria. Vorremmo leggervi alcune pagine dalle lettere e dai diari che i giovani novesi scrissero mentre erano al fronte.
Ecco la lettera del bersagliere Gianni Bianchi, 13 luglio 1915. Carissimi, mai più mi credevo di scrivervi ancora una volta. Sono stato 4 giorni che ogni speranza di tornare... Quanta pace, quanta poesia, e come il mondo sembra bello a vederlo di quassù. Non si direbbe che vi sia la guerra, ma anche quassù vedono-si piccole vampe di fumo e odono-si lontani colpi secchi, come di spara. Sono le mine, perché anche lassù si lavora e si prepara per porre un fine glorioso a questo flagello umano. Siamo la classe terza C della scuola media Doria. Veglia, Giuseppe Ungaretti. Cima 4, il 23 dicembre 1915. Un'intera nottata, buttato vicino, a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta a plenilunio, con la congestione delle sue mani, penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Marziano, il 15 luglio 1916. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante, nella notte. Foglia appena nata. Nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli. Sono una creatura. Valloncello di Cima 4, 5 agosto 1916. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo. San Martino del Carso, Valloncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, è il mio cuore il paese più straziato. Soldati, Bosco di Curtone, luglio 1918. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Grazie davvero ragazzi della scuola media Doria. E adesso i bambini delle Pascoli ci faranno un regalo e canteranno Romaldi della scuola media Doria e i bambini della Pascoli. Buona giornata a tutti.
Bravi.